Nuova centrale idroelettrica a basso impatto vicino Sedegliano a Pontebba, energia pulita per una scuola. Dell'energia. Acqua calda per la scuola dell'infanzia di Pontebba grazie all'energia fornita da uno specchio lineare progettato da Hans Grassmann dell'Università di Udine e realizzato dalla Isomorph, azienda di Duino Auresina. Un investimento di poco superiore ai 7.000 euro che l'amministrazione comunale ha deciso di fare per garantire l'acqua calda alla struttura scolastica che finora incideva intorno ai 5.000 euro all'anno per il servizio. Nel giro di pochi mesi la spesa sarà dunque ammortizzata. Non solo, lo specchio lineare in futuro potrà produrre anche energia elettrica con il semplice ausilio di un pannello fotovoltaico. L'impianto, inaugurato stamane, ha una larghezza di 4,5 metri e alto 2,50 centimetri e la superficie degli specchi è di quasi 8 metri quadrati. Lo specchio lineare in sintesi una sorgente di calore pulita, silenziosa, sicura e a zero emissioni. Il comune di Pontebba è stato il primo in regione, tra i primi in Italia, a dotarsi di questo innovativo strumento. Rimaniamo in tema di energia. Una nuova centrale idroelettrica a bassissimo impatto è stata inaugurata questa mattina a Sedegliano. L'impianto, che sarà sfruttato anche per l'irrigazione, è stato realizzato dal consorzio di bonifica Ledratagliamento. Vediamo il servizio. Produzione prevista 7 milioni di kilowattora all'anno, equivalenti a 1.300 tonnellate di petrolio, con un risparmio di emissioni di anidride carbonica pari a 4.000 tonnellate. E questa è la firma ecologica della centrale idroelettrica di Panellia di Sedegliano, appena completata e inaugurata questa mattina alla presenza di addetti ai lavori e autorità. La centrale, la cui energia sarà utilizzata per irrigare le coltivazioni del territorio, utilizza la captazione dall'acqua del canale di Giavons attraverso una condotta forzata lunga 7 km che da Sedegliano si immette nel tagliamento passando per la centrale. 3 milioni e 400 mila euro il costo complessivo, finanziato per più di 9 decimi dal consorzio di bonifica Ledratagliamento e per 289 mila euro dal comune di Sedegliano. Per costruirla ci è voluto un anno di lavoro dopo un iter amministrativo annoso che aveva sollevato non poche critiche. Iniziato nel lontano 1988, solo nel 2003 si è avuta l'accelerazione con impostazione definitiva del progetto e l'assegnazione degli appalti. Noi abbiamo irrigati 23.000 ettari a turnazione più altri 20.000 ettari con irrigazione di soccorso. Quali sono le produzioni agricole che beneficeranno di questo impianto? Tutti, dai seminativi alle colture di pregio, alle colture specializzate. Noi naturalmente, portando l'acqua e dando un servizio puntuale, puntiamo a un'agricoltura moderna dove le colture di pregio possono espandersi e diffondersi. L'energia è prodotta da una turbina a doppia regolazione che permette di ottimizzare il rendimento al variare della quantità d'acqua disponibile ed è pari a quella necessaria ad alimentare un paese di 10.000 abitanti.